In diretta da Montecitorio, sulla sua pagina Facebook, l'agrigentina Emilia Clementi ha protestato con tanto di megafono. Un video divenuto virale attraverso migliaia di condivisioni in cui racconta a suo modo che dallo scorso 15 settembre 608 parlamentari avranno diritto a una pensione di circa 1.000 euro e che potranno incassare, se non saranno rieletti, a 65 anni. Oggi sono qui, a Montecitorio, per il popolo italiano, 1.000 euro di pensione aggiuntiva per quelli che non saranno rieletti parlamentari. Io ho un centro estetico, sono una piccola imprenditrice. Scusi, ho il diritto di parlare, democrazia. Democrazia, sto qui ferma. Non può, deve essere autorizzato. No, sono autorizzata perché io ho un centro estetico e sono una piccola imprenditrice. E pago. Dietro le sbarre, porta la borsa. Là dietro le sbarre. Ma non mi importa, dovete sentirmi. Dovete sentirmi, 42 anni di contributi per avere 500 euro di pensione all'INPS. Voglio sapere questi signori parlamentari in 4 anni quanti contributi versano, perché io sono italiana e io vi do lo stipendio. Vergogna, fiduci, se avete il coraggio scendete a parlare con il popolo italiano, con me. Vergogna, che sono la voce del popolo. Italiani, dovete scendere qua a Montecitorio insieme a me, perché la nostra voce, andremo subito al voto. Vergogna. Lo sapete voi quando prendete gli stipendi e quando avrete di pensione? Sicuramente fate come me, 42 anni di contributi pure voi, e questi parlamentari vergognosi, 4 anni a scaldare il culo, a rovinare la nostra Italia, hanno 1.000 euro di pensione se non sono rieletti, dopo che si prendono vitalizi, diaria, stipendi di 14.000 euro al mese. Vergogna! Perché io non avrò mai una pensione, perché ho 41 anni e non ci arriverò a prendere la pensione. Vergogna! Dopo che io vi mantengo, io e il popolo italiano, parlo a nome di tutti gli imprenditori, parlo a nome di tutti i pensionati che vivono con 300 euro di pensione, che non si possono fare la spesa, parlo delle famiglie che hanno figli, che non possono comprare il latte ai propri figli. Vergogna! Vergogna! Sono qui, nessuno mi autorizza, sono la voce del popolo, la voce del popolo italiano mi autorizza la mia attività, la mia dignità, i miei diritti e dovere, quello che non fate voi. Vergogna! Emilia Clementi è diventata una stella del web per i suoi video di protesta, una sorta di inviata della gente. Emilia Clementi, siciliana, originaria di Camastra, è un'estetista professionista e vive a Roma.